sbagliato posto. Avevo fame tutti. Mimo, io fame papà. La dire quando lo dice Don Luigi. No, ora. Ma questo, Don Luigi, io manco conosco. Ora lo vedi, ora viene. Don Luigi, caccia un anno, io Caruso. Mimo, ma che stai facendo, Mimo? Che sei Luigi questo di Parino? Non tu disse che a fare teatro. Lascia. Vuol dire che il portamento del parrino ce l'ho, mi fa piacere. Cognato. Ma a voi non ti Papà, ma sembra di avere un monsignore che da davvero, che è buono. Oh, se era tanti che da più non pareva monsignor Melingo, ma per come si dice? Sì, se tu Maria Sung, speratosa. Senti, se posso sapere che fare con questo vecchio, sto Caruso. Senti, non so cose per te, chi sono cose per me? Papà, ma tu qui è un anno sto anno? Per un anno di mananno. Vai a detto che vado a girare a cangiare, che ci fate ancora qua? Da banna, forza! Forza, io ti faccio cangiare, mi raccomando, più poveri dei poveri, va Ci bene? penso io. Sono io l'attrice. Verso cangio io. A monenne, non abbastanza. A buona mano sei, mamma. Cangiamone. E allora, Luigi, caccia un anno e caccia Caruso. Allora, chi sono Caruso? Buono, l'età è che è giusta. Di essere sciazzato è sciazzato e magari tutto l'otto. Luigi, è vestuto apposta a Caruso, è un attore. Chi è capace che dovete dire che dovete dire io? Che certo è capace? O da stai da facendo? Mimmo, dici che dovete dire? Mimmo, ripeta la frase. Ma chi è muto? No. Io lo perché non parla? Oh, avevamo ad essere seri. Dice che per parlare, ma la va diritto. Vero, ci sta che prima di parare ci va a dare segnale tu. Va bene, allora il segnale, quando mi metto il dito mignolo nell'orecchio. Va bene. Oppure no, quando mi tocca il lobo, È un ne. Ma come? Che ho immaruto. Ma quale meroso? Ma un gobbo che io a toccare. Ma quale gobbo? Il lobo? Chi sto? O pennellone da ricchia, Mimmo. Ma io dico, ma non mi ma piace. invece di parlare sconchioroto, non mi potete dire bobbo, babbo, ma che saggio, a ricchia. Va bene, quando mi tocca la ricchia, va bene? Quando mi tocca la ricchia. Ma io fame, papà! Bravo, ma carotone che è giusto, bravo. Allora mi raccomando, te stai muto tutto il tempo. Appena io mi tocca la ricchia, io fame, papà. Ma lamentoso, va quanto bene, più va lamentoso può essere? Va bene. Luigi Caruso è bravo, è un attore, è intelligente, però costa. Vabbè, tu non ti preoccupare, va bene. Ora, forse meglio però che prima di parlare fai un sbadiglio, un bello sbadiglio. Io fame, papà. Bello. Va bene. Oppure no, fallo dopo. Io fame, papà. Dopo? Sì, fallo dopo. Va bene, lo faccio dopo. Oppure, a da che fai? Fallo un poco prima e un poco dopo. Aspetta, un poco prima, un poco dopo, che parere. Tu faccelo fare un poco prima e un poco dopo. Ma che dici? Lo fa prima che parere. No, e allora dopo. Ma no, dopo, prima allora, è me. La scena sta facendo io, la fare dopo e basta. Prima è più coglioruto. Uno stai iendo? A casa.
Ma perché? Perché? Perché io sono una persona seria. Io ho recitato chi mi chiude il teatro di Catania e non mi posso mettere a sconchiudere da così. No, sì, no, no, sì. Ma che stiamo facendo? Io con la Badruzza. Luigi, o Caruso aveva ragione. Che fare? L'affare o non l'affare su sbaglio? Lo sbadiglia a me mi piace e la fa. E va bene, lo faccio, ma lo faccio quando dico io però, eh? Guarda, ma da dare solo segnale, poi il resto ci penso io. Fidatevi. Va bene. Poi sbadiglio ci pensi tu e te lascio libero. O Caruso è intelligente, Buono. è un attore. Buono. Volevamo vedere ora su vecchio. Ecco qua, che te ne pare? Un bel soggetto, eh? Ah, vedo quando casa che si massa la stessa banana. Ma chi è che? Non ci fare caso. Ci parla un ristorante, ci sta No, parendo. buono. Allora, ti presento Don Filippo Pappalardo, nanno della prima generazione, 90 passanni, reduce AOI. Chi è che? AOI, Africa Orientale Italiana. Ex combattente, ex valoroso, ex milite fascista ed ex soldato valoroso del re. Sembri ex. Certo, ormai era Nuzzo. Poi con lettere, con Gemolizzo, completamente rimbambito e suddo come una campana. Mizzica. Però suddo, ma intonato e canterino. Magari. È tutto sto poliedrico. E anche Giangiolino è masticatore eccellente. Ma tutte queste cose fa. Osservare. Adesso è in fase masticatoria. E mastica sta banana. Somala, banana somala. Facetta nera della Abissinia, aspetta, spera, forse l'ora s'avvicina. Quando saremo Caterina vicino a te, Pedavere! noi canteremo viva il duce, viva il re. Nostalgico del tempo che fu. stai sull'alcova. Ma e canta sempre tra i così. paesi No, africani, ti porteremo a Roma. Mi piace. Basta darci una banana, una ucca somala, che lui smette immediatamente. Mi piace. Mi piace per davvero. Però quello che non mi piace è sto cappello. Stop! Oh, fermo! Che fu? Un cappello non si tocca. Ma perché? Cianci, Cianci. è sanuta. Magari. Sì, senza cappello Cianci è sanuta. Ma perché? Provare per credere. Mimmo, merca, levaci un cappello un anno. Ma le mandi una banana. I banane su po' un anno. No, io voglio la banana però. Levaci un cappello. E va bene. Faccetta nera della piscina. Merca, Mimmo, metti su cappello. Mimmo, su cappello. A banana voglio. Un cappello. A banana Un voglio. cappello. E va bene. Testa da umbo. Si sta Ah, picciolando. Ma non mi tentate questa banana e io voglio dire che mi mangio rombuta. Mizzica. Cianci, magari quando mangia. Già. Non ghiangi, ma mastica e sputa. Ah, e senza banana? Senza banana ciangi, sanuta e canta. Perciò quando mastica non canta Perfetto. e quando canta non mastica. Esatto. Però cianci e stranuta sia quando canta che quando mastica. Perfetto, capisco tutto cosa. Sì, ma ci vorrebbe il libretto di istruzione, ci vorrebbe sapere chi so. Ma quanto costa una legge? Fammi capire. A me mi affittato per 10 euro l'ora. 10 euro! Vendemela lire! Ma qui Andreotto, Papa, Gullit, ma qui Luigi, i spese ci sono, c'è il trasporto, i banane, c'è l'IVA. Ah, mi fai la fattura? No, E allora, Matteo! sì, ma i spese ci sono i spese. Luigi, facciamo così. Se la cosa si prolunga, ti faccio un bello sconto. Facciamo finta che arrivano i saldi di fine stagione, va bene? Ah, caccio sui banani, ti lascio. Oh, se la cosa si allunga e finiscono, ci a pensare tu, eh? Hanno che essere somale, perché nunca ti sputa. Va bene, va bene. Occhio Caruso che si mangia. Vabbè. Mettiamoci le qua così non sbagliamo. Avanti. Matteo, va bene. Me ne stai, non va bene? Noi vediamo la prossima settimana. Avanti.
Potremmo nascere o a restare intuppati a caingia. Ne scete. Oh, è come se compararo. Siamo noi! Oh, bravo, bel cambiamento di looks. Pariti, sorella Matame. E difatti stiamo indossando costumi di scena. Papà, magari io mi farò miserabile. No, per favore, no. Cioè, volevo dire, tu resti sempre un fiore di primavera, di maggio. Va Basta bene. stare. E allora, visto che l'incombenza è tese, io me ne vai, va bene? Va bene, Avanti, ciao, buongiorno. ciao No, Matteo. Matteo, ti posso dire una cosa? Stai morendo da fame. Oh, ma che ti dai questo segnale io? Codice ora, no, non mi sta piacendo Matteo, sto Caruso non mi piace. Oh, è presuntuoso, vuole fare tutte cose di testa sua. E beh, magari è brutto, Matteo, non mi piace. non mi Brutto piace. sogno, ma si è visto lei da faccia? Mi disse che io non stavo facendo teatro. Io ce l'ho fatto per davvero. E se ne viene al ristorante. Mammuzzo, tu come ora non si mangia, si travaglia. Dopo, al lavoro finito, t'accatto una bella mafadda. Ma come? Ma mi disse che mi cattava arancino. Ma gioiuzzo, cosa fammi cacciare quando te ne mangi arancine? Una bella mafadda con la mottadella. Senti, se la battaglia fai buona, la in giro tu catto io, va bene? Oh. Vedisti che ho trovato che tu fai arancino? Ma Bello vale. caso che saccio se potesse avere in anticipo? Ma magari una banana, mezza. Ma io mi mangiassi magari solo la scoccia. Però anche, se potesse avere. Ma ora che ti posso dare io? Teresa, dacci un pochettino di pane. Ah, c'è una fetta di pane che fa l'ario. Oh, mia. Ciao Matteo. Passa la prossima settimana a peso. Ma va da sto vecchio strangallato, va! Ma va da chi cerca? Come stai? Picchiatelo! Ma che se ne stava iendo? Matteo! Ma come parti un capace munito? Ma ma scusa da Ma come 1 anno! Ma che fa? Ma Non esagerare mai per su sud! Ma quale sud? Che a tutte pare ci sentiamo! Non esagerare mai a mansione! Ma perché c'è l'orario magari per girarlo? Mai girato verso mezzogiorno! Perché? Del mangiorno c'è il sud e c'è l'Africa. Dan Filippo è reduce da guerra dell'Africa. E ancora dopo tanti anni sente l'influsso africano. Appena tu giri da due lato, e tu che fa? Scatta a dita. È come se avessi la calamita nei piedi. Sa verso la direzione. E non si ferma a stare una cura perché non sbattono la mura e si spacca la faccia. Meschino. Magari sono già svenduto. Ma per davvero ci vuole no, un libretto, un manuale di istruzione per questo gioco. Che succede? O che sono niente? E va bene, mo piglio, lascialo stare ormai. Avanti. Io ora me ne vai, va bene? Avanti, una buona giornata, mi raccomando. Sì. Occhio che è fragile. Va bene, fragile e calamitato un dei piedi. Hai l'impressione che oggi ne finisce a tutti in galera. E meglio, soro. Almeno già ci voto io non mangiamo. Sentite, senza fare tragedie, andrà tutto bene. Ma che tutto pare ciudasti? E che andiamo a mangiare noi? Ma mi disse che non mangiate ieri al mattino. E perché non mangi la mangiasera? E tu disse, faremo un ristorante. Sentite, vai a detto che se vanno tutte cose buone, al ristorante oggi siamo noi. Vanno tutte cose buone. Se non vanno tutte cose buone, Tutto restiamo di buono. uno, come abbiamo restato sempre tutti i giorni. Tutte cose buone, signora. Teresa, papà, tu però Caintra non ci puoi stare. Certo. Non ci puoi stare perché non ti puoi scanciare. Non siamo forti arrivati a questo punto. Se, non ti può venire mai naturale come ci viene da tu. Tu vai da che fai? Tu pigli un po' d'aria fuori, va bene? Te ne vai a villa e ti pigli un po' d'aria fresca. Va bene, ci vai io subito, Sì, papà. vai. Io mi piglio un poco di aria Vai. fresca. Stai a te! Ma senti sti morti scanciano che mangiamo tutti. Stai attento, non ti fare tirare da qualche macchina. Una figlia sola avevamo sta mala sorte che vanno a panno mura. Ogni modo è sempre così. Ora passiamo un anno. Stai attenta come mette, stai Sì, attenta. vero, lo metto a destra, aspetta.
Sono da parte e sono un po' sventurato. Bessiamo una carattia. A mia. Tu ti metti qua. Tu ti metti qua. Buono. Mimmo, tu attigli mia moglie. Qua. Settati e fai un lamentoso. Settati. Vabbè. Buono. Facciamo una prova, Mimmo. E sto toccando l'orecchio. Aiutami, mamma! Bravo, bravo. Buono. Aiutami! Mamma! No, quale mamma? A dire aiutami papà, no mamma. Ma non è! Ma come? Come papà? Ma non c'è papà, a te non ti interessa. Tu a dire aiutami papà e basta. Uno te ne stai no? Era A qua. casa me ne stai, a casa. Ma perché? Ma io dico, ma ci posso dire papà su e femmina? Ma Senti. che sogno cretino! A me mi piace che dire papà, con l'accento sopra. Con l'accento? Sì, sì, con l'accento, con l'accento. Ah, va bene. Proviamo allora. Ah. Aiutami! Mamma! No, no! T'hai detto papà! Ma io dissi mamma con l'accento però! Senti, avete ragione. Ma oltre tali a mia, mi può dire papà, mi dice mamma, figlio. Senti, a me mi piace che dire aiutami papà, ma che canta Italia. Sempre tu desideri tuo figlio mascolo. Senza tagliarla. Senza tagliarla. Ah, va bene, allora senza tagliarla. Proviamo. Vai, l'ultima volta. L'ultima. Aiutami! Mamma! Senti, bello, non fare picchiare di neve a mio marito. Se tu vuoi guadagnare 2 lire, per dire la verità, in arancino, a fare come decido, tu a me non mi tagliare, così mamma non ti viene. Ah, e va bene, Oh, ma è mancata allora lei. cane muoviamo, Sto come papà, mamma, giste, era sto come giste. Ah, va bene, è mancata lei, o se vuole che è Non mi mancata lei. tagliare. Ah, va bene. Va bene, basta. Allora, ci volesse un blade, ci volesse un blade. No, tu ferma! Se ne sta calando un damoso! Ferma! Tu ti setti qua e si paralitica e moribonda e con l'asma. Ma io mi sento buona. Sì, ma non si può travagliare qua, Ma non si può per finta, travagliare. Iole, per finta. Allora, settati. Tu ti lamenti per i dolori martellanti che hai agli arti inferiori e nello stesso tempo respiri con lungo affanno. Mia, non siamo Santa Marta. Va bene? Senti, ma tutte queste malattie, ma perché non ci insegnate a moglie, ma... Come? L'attrice drammatica non so tu. Sì, sono io la grande attrice, sì. Sente, ma moglie, a stare a casa, sa disperare, a piangere, sa strazzare i capelli. Va a bene? vita tutta Tu invece a fare la malata. Oh, Sì. a me così mi piace. Facciamo una prova. Forza, asma. Insieme. Vai. Aiutami, papà! Vai. Aiutami, papà! Perfetto. Perfetto. Allora, la prova l'ho fatta buona. Mi raccomando, io ora mi taglio l'ultima sistemata, io piglio i baronissi. Attiglio l'angolo, va bene? Tu prima che arrivi tu pulì, Sì, non è che sì, ti io impicchi come tu. toppolio e faccio segnale, va bene? Va bene, Mi faccio dare l'ultima cosa da Matteo e attorno. va bene. Sì. Oh, ma guarda che mi tocca fare. E non solo sulle tavole del palcoscenico, ma è a recitare Macara a casa e a soggetto. Io, suoro, non ti dare tutte sari, che magari io stai recitando e con soggetto magari. Ignorante, ma tu da dilettante, io da protagonista. Stiamo cominciando una nuova commedia e sicuramente la protagonista sarò io, sì. Ma per caso
ci fosse una particella per mia. No, siamo tutti adulti. Ma che? Ma perché? Non lo so, non ci può infoccare. Oh, ma ce lo vamo, mano. Facciamo pure a caca, ci sono 3.000 euro una balla e cerchiamo di sapere ballare e buoni. Allora potremmo stare un muso con cappotto. Tu a posto, tu Poliana, a posto di combattimento. Oh, forza. È permesso? Avanti! Qua ci sono i poveracci di cui vi parlavo. Ma poveracci, veramente a me sembrano ben nutriti. Madre che feto! Ma c'è tanto di vecchio! Buongiorno! Aiutami, papà! Aiutami, papà! Che tristezza. Sia lodato il Signore. Cara signora dolente, mi sono permesso di portare nella vostra umile casa delle sante e pie persone. La signora presidentessa baronessa Ci va sulla mano. Sì, tanto piacere! e sua sorella cassiera dama di carità. E alcuni membri del comitato. Ci voglio ma sarà a mano, eccellenza? No, lasci. Mi fa un po' schifo. Che ambiente malsano, che tristezza, che desolazione da spezzare il cuore. Vedo! È angosciante! Signora! Ma perché soffre la poveretta? Che male ha? Come sta? Come si sente? Va! Siamo Poveri e allutati. Poveretta, asma, bronchiale, enfisema. Ma quel che è più grave è che non si può muovere, non può camminare. Soffre la poveretta. Ma ancora per poco. Sono pronto infatti a darle l'estrema unzione. Aiutami, papà! Che desolazione! Tristezza. Che pena! E che squallore. Che piccio! Aiutami, papà! E mamma? E Dio Castellarancino! Come? Cosa dice, monsignore? Chi è il ragazzino? No, è che il ragazzino è licco d'arancini, ma stavolta c'era sta un cano cannarozzo. Ma che carino. Tieni, figliuolo! Vai a comprarti l'arancino! Ma io con tutti sti euro mi catto magari i tabellini. Faccetta nera dell'Abissinia, aspetta, forse l'ora si avvicina. Quando saremo vicini a te, noi canteremo vive il duce, vive il re. Oh bella moretta africana, che stai stinnicchiata all'alcol. Un vecchio ardito. No, un vecchio scimunito. Mi dicono che è stato colpito con una pallottola in fronte. E su quale fronte? E qua, su quella sua, qua. Intendevo dire su quale fronte di guerra. Ah, baronessa, io non so, essendo un uomo di chiesa, non ho fatto il militare. Ma Immacolata, non vedi che porta il casco coloniale e canta faccetta nera? Ma certamente sul fronte africano.
piuttosto, se ha combattuto ed è invalido, usufruirà della pensione. No, nessuna pensione. Vero signora? Il nonno non ha nessuna pensione. Sì, si fa impressione. E come mai? Sei stato in guerra? E come mai, ora che ci dico? E perché non ha potuto combattere. Ma perché? Non ha potuto combattere perché lo hanno imprigionato gli Zulu. Sì, gli Zulu. Lo hanno imprigionato, ma non come prigioniero di guerra, come prigioniero civile. Sì, l'hanno preso quei selvaggi. Gli Zulu. Sì. Nel sud. Sì, proprio là su Tenere. Cammina che ti cammina nel deserto, si è disperso e ha trovato questi Zulu. Si è innamorato di una piccola e bella abissina. Ecco perché canta. Sono ricordi belli. Però il capo tribù, che era suo rivale, lo ha scoperto nel pagliericcio con la bella abissina. Lo hanno preso e torturato. Ci scepparono tutti i denti. Ecco perché mastica. Non si rassegna, è la nostalgia. Della bella piscina. No, dei denti. Ci scepparono tutti i denti. Aveva una bella dentatura e il nonno pareva un cavallo. Ora, a quanto ne so, quando mi hanno detto, lo hanno anche mutilato. Ma poveretto. Dove? Baronessa, non lo so. Noi siciliani siamo focosi. Il capo tribù era geloso e quindi... Cielo, lo hanno virato? Ma non lo so, io non so di queste cose. Possiamo chiederlo alla figlia. Buona donna. Sì? Il nonno è stato evirato? Ma quale avvetato? Si fa sto senno ogni tanto. Ma no, è virato. Ma ciò non interessa. Si vuole invece sapere se ci sono delle entrate finanziarie. No, nessuna, perché l'esercito lo ha dichiarato disertore e non gli hanno accordato nessuna pensione. Ma cosa si nasconde qui Ma dentro? niente, baronessa, ma niente. Cosa vuole che si nascondesse? E di là c'è la stanza della paralitica moribonda. Ma allora vorremmo visitare tutta la casa, conoscere l'ambiente, dove si muove la famiglia. Ma baronessa, ma che muove? Sono piccole stanze, tu curi. Vanno sbattendo l'uno con l'altro. Sbattono tra loro, ma perché? Sì, sono deboli. Comunque, baronessa, di là, come vedete, c'è la cucina, o come diciamo in Sicilia, un fucularo. Di là, come vi dicevo poc'anzi, la stanza della paralitica moribonda che soffre. E di là c'è la stanza del nonno. Mentre là sopra c'è la stanza dei coniugi. Ma c'è un marito! C'è il marito, e c'è non c'è. Ma che vuol dire, monsignore? E non vive in questa casa, ma nelle bettole, nei lupanari. È un uomo dedito al bere, un alcolizzato. E da più di un mese che non viene a casa. È un uomo che non vuole lavorare, un vero fannullone, vero signora? E uomo, io imbecille lunaccio e che sto più davvero. Ma monsignore, vediamo la camera. Prego, sì. signore baronesse, da Andiamo, questa parte. sì. Signori del comitato. Con permesso. A chi è che c'è scritto? Oh, ma se sta facendo lunga sta farsa, io me ne direi prove. Senti, ma che dice? Ci stanno credendo. Sì, ma Luigi è troppo coraggioso. A guerra d'Africa, i Zulu! Oh! Senti, ma mi chiede esagerare, ma che c'ho un dito sbandurato e ci facciamo tutte le domande. Pia, qui. Bella mia. Siete. Ah, Potete un altro l'asma. Avanti! Ho sentito bene di chi sto avanti. Matteo, che vuoi?
Signora Agata, ma a fare una cortesia. Sì. Ce l'ha si chiave da lapa, che chiù sta dove una cosa, ma che ci affettai. Io mi allontanare che c'è a fare, va bene? O se le dai battendo correndo, forza, ci prova uno. No, che te ne marcanda. Sì, 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 Prego, sì, prego, Sì, sì. prego, seguitemi. Oh, Assunta, non lo vedi? C'è un altro membro della famiglia. Oh, ma monsignore, chi è il marito per caso? No, no, Ma come no? o meglio sì. Ma prima avevate detto no? E perché non è il marito per caso, ma è il marito per davvero. Giovanotto! Finalmente vi siete deciso a tornare nella vostra casa. Unni, Qua, la vostra casa, nella vostra dimora. a me casa. La tua casa, sì. Ma perché? Non la riconosci forse? O sei come sempre annebbiato dai fumi dell'alcol e non riconosci più tua moglie? Tua moglie che è disperata. O tua cognata che è paralitica e moribonda. O tuo suocero che è vecchio sciamoneto. Allora questo sarebbe il marito. Eh sì, perché non ci piaci. Purtroppo quello è. Quell'ubriacone che torna sempre nei momenti sbagliati. Perché non rimanevate nei lupanari? Unni nei panare. Lupanaro, chino. Nelle bettole, perché non rimanevate nelle bettole? Le bettole. Quello che siete solito frequentare. Perché siete venuto? Che ci fate qua? Vinne per lasciare la chiave. Bravo, bravo! Finalmente ti sei deciso a lasciare la chiave della casa. Bene, mi fa piacere. No, quale chiave? La chiave da lapa. Sì, della casa, va bene, così lasciate in pace vostra moglie e ve ne andate per sempre. Ma monsignore, ma è meglio non farlo allontanare una volta che è tornato a casa. Bisogna tenere unita la famiglia. Ma dove? A quando? Qui, a casa, accanto alla moglie. Sì, accanto alla moglie. Ma- Avvicinatevi, buon uomo, portatevi vicino a vostra moglie. No, io rimaneteli invece, accanto. baronessa, sono del parere che costui, il marito, vada via da questa casa. Noi abbiamo molto da fare. Dobbiamo decidere se ci sono le condizioni per assegnare l'ovolo e mi sembra che ci siano. Ma no, monsignore, ma non le piange il cuore vedere sua moglie così? Ma vada da lei, la vada a stringere, le rimanga accanto, le dia un po' di conforto. Di conforto. Monsignore, l'abbraccio. Fermo, no, fermo. Davanti a un uomo di chiesa io non permetto. Monsignore, ma non si è esagerato, si tratta solo di un abbraccio. Tra marito e moglie. Sì, però nell'abbraccio intanto si toccano e io non permetto. Ma monsignore, è la Chiesa che vuole l'unione familiare. Anche quella fisica e coniugale. Sì, ma qua stiamo oltrepassando il limite. Non va bene, non va bene. Nell'enciclica papale De Mulieribus Amandis si fa proprio riferimento all'unione dei coniugi. Sì, lo so. Non lo faccio per piacermi